senso di responsabilità verso il mondo produttivo, il mondo degli ambulanti, dei commercianti, degli esercenti, degli operatori dello spettacolo che chiedevano a gran voce di poter lavorare. E quindi come amministrazione ci siamo messi in gioco forti dalla collaborazione di tante istituzioni, dalle forze dell'ordine alla protezione civile, a tutti i volontari della sicurezza che ci permettono di mettere in piedi una fiera completamente sicura e quindi di poter dare a queste partite IVA l'opportunità di fare quello che sanno far meglio, ovvero lavorare. Arsego da sempre attrae moltissime persone, è una fiera che ormai sta nel cuore di grandi e piccini. In questa edizione particolare scriviamo una pagina di storia di una manifestazione nata ben 273 anni fa, che non si è mai fermata né durante la prima né durante la seconda guerra mondiale e non si ferma neanche in questa circostanza, forte appunto, come dicevo prima, dell'opportunità di avere tante persone che si sono messe in gioco per garantire la sicurezza di tutti gli utenti e quindi garantire che questa manifestazione in questo 273esimo anno possa comunque essere fatta in tono seppur minore ed essere fatta bene ma soprattutto sicura. Abbiamo adottato tutte le misure possibili e previste perché la fiera sia in massima sicurezza e per questo devo dire che abbiamo messo in campo diversi volontari della Protezione Civile che hanno risposto alla chiamata, non solo Protezione Civile di San Giorgio del Pertiche, ma di tutta la federazione del Campo San Pierese e anche dei comuni limitrofi. Abbiamo più di 40 volontari per turno della Protezione Civile per tutti i 3 giorni della manifestazione che si adoperano nella sorveglianza di tutta la manifestazione perché vengano applicate le regole previste dal Covid per dare assistenza alle persone e perché appunto la fiera sia in massima sicurezza. Penso sia la prima fiera che adotta certi sistemi di sorveglianza e di controllo accessi a tutta l'area della fiera. In questo momento possiamo vedere che ci sono in totale 4.135 persone. Qui abbiamo il totale e qui abbiamo il dettaglio di ognuno dei 9 varchi di accesso alla fiera con le persone in ingresso e le persone in uscita, perché ogni varco è dotato di un rilevatore di persone in entrata e in uscita con tanto di telecamera per ogni varco. Ogni varco è presidiato da un agente di un'agenzia di sorveglianza privata e pertanto abbiamo in qualsiasi momento la dimensione di quante persone ci sono all'interno di tutto il territorio della fiera.
La fiera quest'anno, anche se c'è il Covid, vedo che è abbastanza visitata, c'è abbastanza gente, un po' meno dell'anno scorso o degli anni passati, comunque sta andando molto bene. Noi veniamo dall'Olanda e dalla Germania per pubblicizzare il nostro prodotto. Sono più di 10 anni che veniamo qua, ma non tanto, è stata organizzata un po' meglio, diciamo, anche è logico, c'è molto meno gente, quindi è molto più tranquillo lavorare anche, che le persone private, famiglie non si vedono, più gente interessata al prodotto, alle auto d'epoca.